Però mi interessava capire come che un non meridionale è a Palermo, o sei meridionale. No, lo sto diventando. Ho lavorato 12 anni col gruppo Prada come creativo, sì, nello specifico tra i progetti seguivo proprio in prima persona la progettazione e la realizzazione di tutte le facciate di Prada nel mondo. Piego ogni singola lama e le do un'inclinazione tale affinché scomponga l'immagine in maniera diversa e poi la ricomponga con il movimento dello spettatore. La piega della lama crea un disegno completamente diverso perché l'effetto prospettico e di rifrazione qui è molto più frastagliato. Però questo movimento che si vede in camera in realtà lo genero io muovendomi, ma è una superficie rossa. Faccio vedere fuori l'asse, si vede che è perfettamente piano. Questi erano 10, sono tutti pezzi singoli ma uguali. Queste punte rosse si riflettono nello specchio e vanno a colorare il pannello quando noi ci muoviamo. Okay? Quando ci muoviamo ci portiamo dietro una nuvola rossa che piano piano colora tutto e ci fa perdere la percezione della rifrazione dello specchio. Sono innamorato di Palermo, sono innamorato di questa gigantesca tela bianca che è a cielo aperto per tutto ciò che ancora c'è da fare e da creare ex novo in questa città.